Vetri rotti, un muro semicrollato, l'interno quasi intatto con alcuni calici di vino integri sui tavoli con le tovaglie a quadretti. È quanto resta dell'osteria romana Cacio e Pepe di via Previtalia ad Abano Terme. Sono circa le 8:30. I residenti dei 3 appartamenti piani superiori, per fortuna, sono quasi tutti fuori casa. Una donna sta per entrare all'interno nel giorno di chiusura del locale per le pulizie, quando viene travolta dall'onda d'urto, ma se la caverà solo con leggere contusioni al braccio. Un boato potentissimo, con i residenti che si precipitano in strada. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che, dopo aver fatto evacuare completamente lo stabile, procedono alla messa in sicurezza dell'edificio. Sappiamo senz'altro che c'è stata un'esplosione di GPL da una bombola che abbiamo trovato aperta, e poi ci sono al vaglio, una serie di ipotesi che insieme con i carabinieri stiamo appunto valutando, partendo da quella che è comunque una situazione certa, cioè l'esplosione del GPL. In completa sicurezza nel vicino parco pubblico, i vigili del fuoco procedono allo svuotamento della bombola di GPL. Le indagini sono in corso da parte dei vigili del fuoco e dei carabinieri. Nel frattempo la strada, collegamento tra Abano Terme e Montegrotto, viene chiusa al traffico dalla polizia locale. L'esplosione ha distrutto tutte le vetrate e le parti in cartongesso, ma nessun danno alle strutture portanti, tanto che al termine delle operazioni di messa in sicurezza gli inquilini degli appartamenti potranno rientrare in casa. I vetri non sono rotti, le persiane, tutto a posto da come ho controllato io. Adesso i vigili mi hanno detto che vengono loro a controllare meglio. La figlia di sua figlia erano fuori, per fortuna. Per fortuna non erano in casa, e quindi perché mia figlia appunto va via presto e non c'era nessuno. Però c'è un coniglietto in casa. C'è il coniglietto, sì, però ho visto che è tranquillo. Era in terrazzo lì, aveva fatto un po' di disastro per terra, però insomma dai, si è spaventato anche lui, poverino. L'osteria è stata posta sotto sequestro. L'indagine è aperta.